sono Sara Denardi di Vittorio Veneto e oggi vi farò fare un tour guidato del nostro super presepio. Questo è il nostro mulino con tanto di personcine, porte apribili e tizi strani. Poi qui abbiamo la taverna barra casa capanna col frate ubriacone. Qui invece c'è lo specchio che dà il senso di profondità, che non so se lo vedete bene, sì, si vede bene. Questo invece è il mercato delle pulci. Ci sono salami, legna, vino, formaggio, coltelli, utensili e farina e lavoratori vari. Qui invece c'è la capanna con l'angelo, il maiale, l'asinello, le provviste, i bue e la luce che illumina il mondo e la Sacra Famiglia. Poi qui invece ci sono varie casette, cagnolini molto carini. Qui ci sono varie case, pastori, pecore cadute. La parte della montagna, la casa in montagna, la baita. Qui invece ci sono vari personaggi che scalano le montagne. Poi questo è il cielo, la volta celeste che sembra illuminata, ma non lo è solo il riflesso delle stelline di plastica. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.